19 agosto appuntamento a Montaperto con una bellissima iniziativa che voi come CNA sostenete attivamente. Sì, l'abbiamo organizzato noi questa iniziativa a Montaperto Fest, saperi e sapori del territorio, in modo appunto da rigenerare un quartiere che ovviamente si presenta in maniera molto suggestiva con i cortili, con via Rosario, e poi ovviamente per dare linfa all'economia con la ripresa delle attività, con i maestri artigiani che esporranno i loro manufatti, le loro pietanze. Sarà una mostra di artigianato artistica e tradizionale e agroalimentare, quindi sarà una serata molto bella. Ecco, vi aspettiamo il 19 agosto, alle ore 19 ci sarà la cerimonia di inaugurazione e poi per tutta la serata le visite, le degustazioni, momenti artistici e culturali e poi il gran finale con il concerto dei Quartet Folk Orchestra. Ecco, tutto questo per dare linfa al nostro territorio, per far conoscere i nostri borghi, ma anche per rilanciare l'economia, per rimettere in movimento quello che è il nostro tessuto socio-economico. Ecco, il valore dei maestri artigiani, l'intelligenza delle mani. Bisogna anche stimolare l'acquisto di prossimità e di stimolare appunto quello che è il nostro valore importante, che è il valore dell'artigianato tipico del saper fare dei nostri luoghi. Un'iniziativa legata anche ad altri partner che sostengono l'appuntamento, ricordiamo, giorno 19 a Montaperto. Sì, lo facciamo in collaborazione con Euroform, la scuola professionale, con il sostegno del presidente Licata, dell'intera struttura, e poi con il patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana, del comune di Agrigento, del Parco archeologico Valle dei Templi. Avremo anche la Croce Rossa italiana che ci darà il supporto dal punto di vista dell'assistenza sia sanitaria che sociale, quindi noi ringraziamo tutti i nostri partner, tutte le istituzioni, gli enti che hanno creduto in questo progetto. Un ringraziamento va anche a Carmelo Settembrino, che è il nostro collaboratore CNA su Montaperto, per il supporto logistico, per la grande laboriosità nel territorio per la riuscita di questo evento. L'iniziativa è inserita nel più ricco programma di destinazione Agrigento. Sì, l'evento è stato inserito nel cartellone destinazione Agrigento estate 2022, quindi fa parte di questo programma più vasto. Per questo ringraziamo il distretto turistico Valle dei Templi, perché appunto questo va ad arricchire quello che è il panorama estivo degli eventi nel territorio agrigentino.